Naturalmente adesso passo la parola al conduttore, e che conduttore? Il ministro Nordio. È una grandissima emozione essere qui dopo varie presentazioni negli anni precedenti nella veste, diciamo, istituzionale di ministro, ma in realtà come semplice cittadino trevigiano che ama la sua città da quando faceva il chirichetto a San Leonardo, ritualmente chiamata Santa Rita, ne parlavamo prima con l'eccellenza del signor Vescovo, e che in questa città ama la storia, la cultura, la letteratura, le pietre, la cucina, tutto. Una volta quando ero magistrato a Venezia dicevo che ero metà veneziano e interamente trevigiano, adesso direi la stessa cosa, sono metà romano ma sempre interamente trevigiano. La serata di questa sera deve iniziare ovviamente con innanzitutto i ringraziamenti alle autorità presenti, c'è stato citato dal generale Iannicelli, il viceprefetto, il dottor Rocco Breton e il presidente della provincia Stefano Marcon, ma ho già prima di tutto rivolto i miei ringraziamenti all'eccellenza e il nostro amato vescovo, signor Michele Tommasi, che si onora sempre, anche se questa sera sono musiche diciamo laiche, ecco, non come l'altra volta che abbiamo ascoltato il Requiem di Mozart, però insomma la musica è sempre un itinerario, un mentis in deum, perché nulla eleva la spiritualità quanto la musica, che a differenza delle altre forme d'arte, non transitando attraverso la rappresentazione sensibile, è intuizione pura, quindi se c'è un modo per avvicinarsi all'assoluto o a Dio, a secondo di come uno lo intende, l'astrazione della musica è sicuramente il modo migliore. E poi vorrei ringraziare ancora il professor Don Michele Marcato, il direttore dell'Istituto di Scienze Religiose Giovanni Paolo I, e il professor Stefano Di Donezzi, il predirettore dello studio teologico interdiocesano. Naturalmente c'è stato citato, ma qui un ringraziamento particolare al mio grande amico colonnello per ora, poi Alessandro Serena, che è il capo di Stato Maggiore della scuola della Guardia di Finanza di Roma, che è venuto su, direi apposta, per sentire come le altre volte, per ascoltare questa splendida orchestra. Poi il tenente colonnello Sorrentino, che è il comandante del gruppo tutela finanza pubblica del nucleo di polizia economica e finanziaria, il capitano Ferraiolo, che rappresenta il comandante provinciale dei Carabinieri, il generale dell'aeronautica Nazarena Pistrucci e il generale degli Alpini Renato Genovese. Tutto questo naturalmente è primum evere lente filosofali, vuol dire che un'orchestra così importante si regge essenzialmente sulla vostra partecipazione, ma anche, direi soprattutto, sulla generosità dei sostenitori e soprattutto degli sponsor. Per cui il primo ringraziamento va innanzitutto alla Banca di Credito Cooperativo della Prealpi San Biagio, che è rappresentata dal suo presidente, il dottor Carlo Antiga, che è accompagnato dal vicepresidente Flavio Salvador e dal direttore generale Girolamo Bellato. E poi, primo ancora tra tutti, il nostro grande amico e sostenitore Pierangelo Bressani, il presidente della Garmont, che da anni sostiene efficacemente, direi in modo determinante, questa splendida orchestra. Un'orchestra che nasce 20 anni fa per merito abbiamo già sentito di Fiorella, il dottorino Fiorella, grande amica, grande amica. Oltre ad essere appunto l'anima sostenitrice e anche la moglie fedele di una grande violista, ex violinista, ma violista ora, che appartiene a una famiglia di grandi artisti. Forse non si offenderà se dirò che il suo fratello è il più grande violinista vivente italiano, o uno dei più grandi, sei secondo, ma
che è Gianni Carmignola. Gianni Carmignola però Gianni Carmignola dovete sapere che non è soltanto un grande chirurgo pediatrico che ha eseguito più di 8.000 interventi nella sua lunga carriera, quindi ha varie specializzazioni e lauree, ma recentemente, viaggiando verso gli 80 anni, si è laureato in teologia, e questa è una cosa straordinaria per il Dovremmo terminare questa presentazione dicendo Sit nomen Domini benedictum, il nostro di nomine Domini. Però è veramente un'orchestra straordinaria, perché attraverso 1000 difficoltà, anche dopo il Covid e così, è diventata ancora più grande, ancora più bella, ancora più brava sotto la guida del nostro grande amico Matteo Capri. E praticamente la guardavo dal retropalco, mi veniva in mente una cosa abbastanza singolare, che nella sinfonia degli Addii di Haydn, come voi sapete, poco a poco alla fine se ne vanno tutti uno dopo l'altro finché rimane il primo violino, poi se ne va anche lui. Poco come è accaduto al Consiglio Superiore della Magistratura, che a un certo punto sono stati separati, io è rimasto soltanto uno. Bene, invece qui è accaduto il contrario, nel senso che questa orchestra, che nasce, come appunto dice la parola, gruppo d'arti veneto, si è espansa al punto da poter eseguire una composizione come questa sera, la quinta di Borgia, che come vedete impone un organico assolutamente completo, non soltanto di archi ma anche di legni, di ottoni, di timpani, persino l'arpa, c'è di tutto. Quindi è un'orchestra che è diventata ormai un elemento fondamentale, che ha uno spazio di repertorio assolutamente, diciamo, vasto, ecco. Sulla musica di stasera poco o nulla da dire, perché come insegnava Schumann, il miglior commento alla musica è il silenzio. Posso solo dire che è una musica secondo me tanto facile da ascoltare, perché è molto bella, molto orecchiabile, molto melodica, quanto è difficile da eseguire. Io sono stato a suo tempo un modestissimo violinista, però ascoltando Borgia, che da sempre, questa è una delle sinfonie che dopo quelle di Beethoven è tra le mie preferite, è veramente difficile nell'esecuzione, però è facile, diciamo, da intuire, è una musica molto molto orecchiabile, probabilmente come quella del resto che seguirà di Tchaikovsky. L'avrete già sentita anche in altri momenti, in altre fasi, qualcuna sarà stata anche usata, magari in modo mal accorto, per fare delle reclame per televisione, probabilmente qualche melodia la risentirete. E quindi ringraziando voi per la vostra attenzione, ma soprattutto ringraziando tutta questa orchestra, i suoi sostenitori, i suoi sponsor e quelli che l'hanno fondata e quelli che adesso suonano appunto con grande competenza. Buon ascolto.